questa modifica costituzionale rappresenti un'espressione di leale collaborazione fra Stato e Regione, perché è un progetto di legge che nasce su iniziativa del Consiglio regionale, modificato in Parlamento, e che fosse previsto o meno l'intesa. Noi abbiamo chiesto il parere al Consiglio regionale e dubito che questo Parlamento sarebbe andato avanti in caso quel parere fosse stato un parere contrario. Credo che sia auspicato e auspicabile il ritorno delle province, finalmente non c'è come sopprimerle o far passare la legge del Rio per rendersi conto di come servivano e funzionavano le province. Si poteva fare qualcosa di più, lo avrei fatto a titolo personale, però per me l'autonomia è sacra e se viene dal Friuli è ancora di più. Però se dovevamo dire rimettiamo le province, chiamiamole province e non enti di area vasta, perché a me viene l'allergia, ho l'orticaria ogni volta che qualcuno parla di enti di area vasta e le cose hanno iniziato ad andare male proprio da quel punto lì. Chiudo visto che ci sono degli esponenti del Friuli, del Venezia Giulia, con mandi onorevole De Monte, mandi onorevole Matteoli. No, mandi no. Mandi o non mandi? Mandi è perché friulano, e lo so bene. Venezia Giulia non lo apprezza. Chi presiede è siciliano, quindi ha qualche problema. Grazie, Ministro Calderoli.